41esima mostra dell'artigianato, qui sostanzialmente si ritrovano tutti i mestieri, il saper fare, gli artigiani, le cose impossibili, l'alto artigianato, tanto è vero che Cison di Valmarino è diventato anche riferimento a livello internazionale. Prova ne sia anche l'ultimo finanziamento del PNRR con 1.600.000 euro per dar vita a una mostra che diventerà, diciamo, stabile, e quindi anche con direttamente gli artigiani ci resteranno 12 mesi all'anno presenti. Un'edizione straordinaria, per oggi si è parlato anche di scuole, della valorizzazione della professionalità all'interno delle scuole, soprattutto le scuole professionali, che non devono essere sottovalutate. Ecco, c'è un po' la moda dei licei, ma non c'è solo questo in Italia e nella nostra regione. Ma guardi, quella è un'infelice uscita, ogni ragazzo deve iscriversi nella scuola che più gli si addice, gli piacerà, e quindi io non faccio discriminazioni tra licei, istituti tecnici o quant'altro, e chi le fa sbaglia. Dopodiché c'è da dire che le scuole professionalizzanti, quelle che ti insegnano un mestiere, che è una forma d'arte, come quella dell'artigianato, per gli orafi, pensare sempre alle scartoffie in questo paese, magari il miglior orafo non avrà tutti i titoli di studio necessari per partecipare a un concorso, ma sarà la persona più indicata perché magari è un maestro orafo. Quindi direi di valorizzare dal basso queste professionalità che molto spesso sono quelle che tengono in piedi l'identità produttiva dei territori. Non dimentichiamoci che noi siamo la prima regione turistica d'Italia e 73 milioni di turisti non li fai solo facendo vedere il territorio, devi farli mangiare bene, bere bene e fargli vedere che poi c'è identità, c'è un territorio che respira, che pulsa. Questa ne è una dimostrazione. Un'ultima battuta sui volontari, tanti volontari qui a Cison che sono l'anima della festa. C'era una vecchia pubblicità della Fiat che diceva: la Panda se non ci fosse bisognerebbe inventarli, i volontari se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Sono gli artefici di questo fenomeno, di questo successo, mi lasci dire, di questo rinascimento del Veneto. Ogni borgo, questi borghi sono bellissimi, strepitosi, ma se non avessero avuto i volontari a valorizzarli negli anni, 41 edizioni di mostra, oggi non sarebbero dei borghi ambiti dove tu cerchi di comprarti anche un mini appartamento per poterci abitare, fare le vacanze, ma sarebbero dei borghi magari spopolati come in altre parti d'Italia. Quindi grazie ai volontari, grazie che hanno tenuto alta l'identità e la vita nei territori. Artigianato Vivo si inizia il 1° gennaio o forse il giorno dopo che si chiude, il 16 di agosto, quindi un grazie davvero a tutti i volontari, perché senza il loro contributo una manifestazione così non si farebbe. Grazie ai volontari, a tutte le associazioni e a tutta la comunità cisonese che lavora e che porta pazienza per ospitare e rendersi accogliente per tutti i visitatori che arrivano. Il Presidente al via, Artigianato Vivo, insomma le emozioni sono tante. Le emozioni sono tante, il mio primo anno da presidente sono stati 6 mesi di organizzazione giorno e notte e soprattutto le ultime settimane sono state giornate infernali, però la soddisfazione è tanta, è bello cominciare, ricominciare con un'edizione che riporta agli antichi splendori, diciamo, di questa manifestazione. Abbiamo ripreso tutti gli eventi che hanno caratterizzato di più gli anni passati e quindi speriamo vada per il meglio il tutto, visto che non abbiamo grosse restrizioni quest'anno. Io farei un invito a tutti quanti a venirci a trovare, siamo qui dal 6 al 15 agosto, tutte le sere durante la settimana e nei fine settimana sia dalla mattina alla sera. Ecco, ricordiamo, ci sono mostre, ci sono i vari... Abbiamo 2 mostre all'interno di questa manifestazione, una mostra di biciclette degli antichi mestieri qui in piazza Roma al Teatro La Loggia, mentre al secondo piano delle antiche cantine Brandolini abbiamo una mostra d'arte in cui ci sono 6 artisti che rappresentano 6 stili diversi, dalla scultura alla pittura alla stampa addirittura, che espongono le loro opere cercando di dare anche loro un senso di artigianato all'arte. Infatti questa mostra l'abbiamo chiamata Dall'artigianato all'arte, proprio per coniugare le due cose in modo da far capire che anche l'arte può essere artigianale, diciamo.